Un caro amico dice a un'altra amica: per mezzo a tu mi sono appiccicato. Tu vuoi sapere con chi? No, non te lo dico. State tranquillo, l'ho già sistemato. A forza vuoi sapere. E me lo dico. Ma tu non lo conosci, è un imbecille. Una volta se la faceva in da sto week, mi pare che ste case a via dei 1000. Carit. Niente. L'ha già sistemato, ma non si azzarda più a fuoco patente. Ha detto che tu sei un disgraziato, ma non dà importanza e non me niente. E che ha detto? I soldi non si fanno onestamente senza un espediente. Se la gente parla, ride, è perché sanno, come delle cattate a 1100. Che sacci che la moglie che ha fatto, che tu stai zitto, eri contento, che ti imbarazzi pure a fuoco distratta e dopo ti accattare sta appartamento. Sentendo sti parole tu mi sai, o sangue a parte a capo mi sa aiuto. Che faccio? Accida a chiste. O passo o guai. Sentenne di casi pure cornuto, non ci ha già visto più. L'ha giunghiantata. Senza le domande a buonasera. Sta lezione se l'ha maritata. Faccia sti cose sono assai severo. Aprite gli occhi. Se un'amica vostra vi viene a raccontare che va a difesa a qualche malalengua, è sto cagliostro che essa stessa. O fa l'offesa. E quando ce ne stanno questi amici, che sono cari amici e non ne ho veri, guardateli dagli occhi. Sono felice quando fanno vedere che sono sinceri. A nonna mia, picchiarella e saggia, diceva sempre: «C'è sto detto antico, chi masciata da porta mangia d'aggia, che ingiuria devo fare e non ne è amica».